Daydreamer, anticipazioni del 4 settembre. Jeanne fa un regalo inaspettato a Sanem. Jeanne aveva promesso un regalo a colui che avrebbe trovato lo slogan per la Compass Sport, in questo caso dunque a Sanem. Si rivela una bella Vespa rossa che i due guidano insieme per le strade della città. Seida intanto valuta le proposte di altre compagnie e le viene presentata una che propone lo stesso slogan dell'agenzia di Jeanne. È stata Aileen a passare l'idea. Seida ignora ogni cosa, ma Gamze, che era a campeggio ed è presente alla riunione, capisce tutto e privatamente avverte Seida. Ritornati in agenzia, nell'ufficio di Deren, sorvegliato da Aileen attraverso la telecamera, Gamze e Seida mettono all'occorrente Jeanne di quello che è successo. Qualcuno ha rubato le loro idee. Tuttavia, Seida si fida della buona fede di Jeanne e accetta la loro proposta. Intanto Leila si prende cura di Emirre e i due scoprono di avere molte passioni che li accomuna. Emirre sembra cominciare a nutrire un sentimento diverso per lei e un sentimento sincero. Il suo incidente comunque si presenta anche come un'occasione per riavvicinare i fratelli Divit. Jeanne perdona il fratello, tuttavia nel cuore di Emirre alberga ancora un'ombra oscura. In agenzia arriva anche Emirre, perché sotto richiesta di Aileen deve togliere la telecamera dall'ufficio di Deren. Emirre lo fa, anche se contrariato dalla situazione. Tuttavia Sanem comincia ad avere sospetti sulla sua buona fede. Ma non è il solo ad arrivare in agenzia. Giunge nuovamente il signor Fabry con un contratto da firmare per Sanem, deciso ad avere il suo profumo. Si intromette Jeanne cercando di farlo ragionare, ma Fabry non sente ragioni. Ricorda Jeanne che è stato lui a salvare l'agenzia in cambio del profumo di Salem e che vuole il suo profumo, non una nuova fragranza. Jeanne perde la pazienza e gli firma un assegno. La somma equivale ai soldi che Fabry ha investito per il profumo di Sanem, soldi che Jeanne non può dare a Fabry senza mettere a rischio il futuro dell'agenzia. Ma per lui Sanem è più importante. La tensione è alta, Fabry chiede il doppio dei soldi offerti da Jeanne. Jeanne reagisce con rabbia afferrandolo per il collo della camicia, strappa il contratto e sbatte in faccia a Fabry un nuovo assegno con il doppio della somma precedente e lo manda via. Sanem è sconvolta e preoccupata. L'uscita di una tale somma dalle casse dell'agenzia potrebbe portarla al fallimento, ma Jeanne la afferra e lui non ha dubbi quando le dice: il tuo profumo è solo mio. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!